È questa la condizione in cui si trova la piscina comunale di Mogliano Veneto. Non solo regna il degrado, ma la struttura è stata più volte oggetto di atti vandalici. A portare questa situazione alla luce il consigliere comunale Giovanni Azzolini, che nei giorni scorsi si è recato in via Barbiero, un vero e proprio blitz nel quale ha documentato con tanto di materiale fotografico la situazione. Vetri rotti, una piscina trasformata in discarica, a terra rifiuti di ogni genere, scritte, mobili e sedie rotte. Piange al cuore vedere un bene così prezioso come una piscina comunale vocata a far sport a tanti giovani in questo stato di degrado ed incuria. Ci sono delle responsabilità, lo dice la legge, le responsabilità sono del sindaco e della pubblica amministrazione che ha il compito di curare questi beni pubblici, questo immobile. Non ha mezzi termini Giovanni Azzolini, che punta il dito contro il sindaco e la sua amministrazione comunale. Questa piscina, che un tempo era frequentata da nuotatori ma anche da famiglie, risale agli anni '80. Il 23 ottobre scorso un improvviso guasto delle tubature causò l'allagamento della sala macchine. Dopo quell'incidente la chiusura era stata inevitabile e definitiva. Ora la situazione è questa. Nell'ottobre 2015 il comune aveva deciso di fare un bando per sollecitare l'intervento dei privati, ma nessuno si presentò. Da quel momento l'amministrazione non ha fatto più nulla, ha lasciato le carte in comune e l'immobile al totale degrado ed abbandono. Ora Giovanni Azzolini presenterà una proposta in Consiglio Comunale. Si può nominare tranquillamente un custode, un privato, un'associazione sportiva che abbia la cura e l'amore per le cose, per la città e quindi possa riqualificare con le proprie risorse, i propri finanziamenti, con quello che ha questo spazio. Sicuramente saranno in tanti ad accogliere questo appello che noi faremo in Consiglio Comunale. La struttura è buona, dice, bisogna recuperarla, ha un valore importante perché qui sono cresciuti molti nostri giovani. Per ora però rimane questa immagine che vale più di 1000 parole, quella coppa gettata a terra come un rifiuto.